Ciao amici di Un Sorriso in Più, io sono Mattia e vi racconterò gli appuntamenti sportivi dell'ultima settimana. Partiamo dunque con i risultati del massimo campionato di Serie A di calcio. Nella scorsa settimana si sono svolte due giornate, la quinta e la sesta. La quinta giornata era durante un turno infrasettimanale e abbiamo visto la convincente vittoria dell'Inter a Firenze per 3-1, vittoria in rimonta dopo che la Fiorentina aveva giocato uno splendido primo tempo chiuso sul punteggio di 1-0. Vittoria fondamentale per la Juventus per 3-2 alla Spezia, anche lei rimonta dopo essere stata sotto per 2-1 con un gran gol di De Ligt nel secondo tempo. Il Milan invece ha vinto con autorità in casa a San Siro contro il Venezia per 2-0. L'inserimento di alcuni titolari nel secondo tempo è stato decisivo per la vittoria finale. Vittoria molto netta anche per il Napoli, che a Marassi contro la Sampdoria ha vinto per 4-0. Bloccata sull'1-1 invece la Lazio, pareggio agguantato nel finale con un rigore di Ciro Immobile contro il Torino. Vittoria invece per 1-0 per la Roma contro l'Udinese, nonostante l'espulsione finale per Lorenzo Pellegrini. Invece la sesta giornata di Serie A è stata caratterizzata da due big match, Inter-Atalanta e il derby di Roma. Inter-Atalanta si è conclusa sul risultato di 2-2, un pareggio pirotecnico che negli ultimi 10 minuti ha visto l'Inter fallire un rigore con Di Marco che ha colpito la traversa e l'Atalanta segnare il 3-2 con Piccoli, annullato poi per una palla fuoriuscita sul fondo, mentre il derby romano si è concluso sul risultato di 3-2 per la Lazio. Lazio che è stata molto cinica in contropiede, con un grande Ciro Immobile, autore di 2 assist. Da segnalare invece la vittoria esterna del Milan per 2-1 contro lo Spezia, in cui c'è stato un avvenimento storico. Infatti il primo gol per la squadra rossonera è stato segnato da Daniel Maldini, il terzo giocatore di quella famiglia, dopo il nonno e il padre, a giocare per la maglia rossonera. Il suo gol è avvenuto 12 anni dopo l'ultimo gol segnato da suo padre, nonché grande capitano Paolo Maldini. Vittoria netta, l'ennesima, la sesta consecutiva su 6 partite giocate, per il Napoli, che ha vinto 2-0 contro un Cagliari mai in partita. Vittoria anche per 3-2 nell'appuntamento delle 12:30 per la Juventus contro la Sampdoria. Una vittoria abbastanza sofferta nonostante la Juve fosse andata in vantaggio per 3-1. Da segnalare anche qua il primo gol per Manuel Locatelli con la nuova maglia. Passiamo ora agli altri sport partendo dalla Formula 1. Questo weekend si è corso il Gran Premio di Sochi in Russia ed è arrivata la 100ª vittoria per Lewis Hamilton. Al secondo posto Verstappen, mentre al terzo è arrivata la Ferrari di Sainz. La gara è stata caratterizzata da una pioggia scrosciante nei minuti finali, che ha completamente ribaltato la classifica. Infatti Hamilton, che era secondo, ha montato subito le gomme intermedie adatte per il bagnato ed è riuscito a scavalcare Lando Norris, che guidava la gara dal primo giro. Ha recuperato molte posizioni anche Verstappen, che è il favorito per il campionato, che in questo modo, arrivando secondo, ha perso solo 7 punti da Lewis Hamilton e ha mantenuto la testa della classifica. Primo podio stagionale invece per la Ferrari con Sainz. Passiamo ora al basket. La Virtus Bologna ha vinto il primo scontro diretto con Milano in finale per la Supercoppa italiana. Bologna quindi si è aggiudicata il primo trofeo della stagione italiana con una convincente prova di Teodosic. Terminiamo la nostra rubrica con il ciclismo. Si sono svolti i mondiali in Belgio. Nelle due prove in linea, l'elite maschile e l'elite femminile, l'Italia ha portato a casa un oro con Elisa Balsamo, che ha vinto la prova femminile, mentre nella prova maschile il titolo se l'è aggiudicato per la seconda volta consecutiva il francese Alaphilippe, soltanto 10° l'italiano Colbrelli. Grande sconfitto il Belgio, padrone di casa, che ha terminato solo con un quarto posto per Stuyven. Per questa settimana è tutto, ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Mi raccomando, se avete delle richieste particolari
su determinati sport, su qualche squadra di calcio di cui non parlo, scriveteli nei commenti e ne parlerò la settimana successiva. Ciao e grazie a tutti!